abbiamo ricostruito una tipica casa contadina con l'angolo della cucina, i maccheroni, il letto, gli attrezzi per la lana. Ci sono degli oggetti molto particolari qua dentro. Abbiamo i lavaretti, erano gli stampini per fare la mostarda essiccata. Abbiamo questo imbuto particolare che veniva usato per filtrare l'uva per l'amarena. Abbiamo ciasco, i grilli, questo tamburello ha più di 100 anni. E al capezzale abbiamo il cuore, la Madonna e Gesù. Questi quadri furono distribuiti in paese negli anni 50. Abbiamo la sponda di un carretto, il carretto monfortese aveva gli addobbi floreali. E poi abbiamo questa. Il venerdì santo le campane vengono legate e veniva suonata a cioccola, a mazzola per i ceci. Questo per tappare le bottiglie con i tappi di sughero. La tipica biancheria della nonna, a garnizza di maccheroni, un zucco, lì si conservava il pane, e poi la tavola con quei piatti che abbiamo recuperato e che sono dei primi anni del Novecento. E noi abbiamo voluto mettere in questa casa una cosa che è stata fatta da poco, però è il simbolo di noi monfortesi, San Giorgio, la riproduzione di San Giorgio, Monforte San Giorgio, il nostro paese è dedicato a lui. Grazie alla professoressa Formi. Ci vediamo. Grazie. E appuntamento ora? Dopo... Appuntamento a Catawba, dal 17 gennaio al 5 febbraio, il suono tipico della Catawba e il gran corteo storico del Conte Ruggero. Grazie gentilissimo. Questo è il tipico catoio, quindi la parte sottostante, la parte interrata delle case, ma questo è uno dei catoi più antichi ed ha una caratteristica molto particolare. Abbiamo un pozzo con l'acqua sorgiva. Questo è un puzzo di Mastro Raffaele Insana, mio nonno. È ancora funzionante? Sì. Si racconta che durante un periodo molto brutto, in cui tutte le fontane del paese furono chiuse, nonno aprì questo pozzo e tantissima gente veniva, lasciò la porta aperta in modo che tutti i monfortesi potessero entrare a prendere l'acqua. La caratteristica di questo catoio è che la temperatura è sempre costante, di conseguenza ottimo per conservare il vino. E quindi abbiamo le botti, abbiamo luci, era in questi contenitori che veniva trasportato il mosto per poi versarlo dentro le botti. Abbiamo gli imbuti, abbiamo uscituri, veniva attaccato con il sacco per filtrare il vino. Questo è sinceramente uno dei catoi più belli che sono rimasti a Monforte. Complimenti alla professoressa Rosa Formica per questa lezione di storia veramente. Domani mattina, domenica mattina, verranno fatte le visite accompagnate proprio nei catoi che abbiamo
ristrutturato, abbiamo sistemato. Aspettiamo tanta gente, addirittura aspettiamo anche delle scolaresche, quindi domani mattina verranno gli studenti a fare il giro dei catoi, il giro del borgo antico e il giro degli ipogei rupestri che ci sono su al Colle Immacolata. E se per caso qualcuno vuol venire, non nel periodo della Cataba, ma qualche domenica è possibile? Basta che ci contatti. Pagina Facebook, Cataba, 1000 anni di storia, contatti l'associazione e organizzeremo qualcosa. Complimenti per l'organizzazione e per tutto. Grazie. Per la preziosa guida, la professoressa Rosa Formica. Grazie. Grazie a voi. televisore, ci muovo manino, aspettavo.
tra l'altro direttamente dal produttore in diretta, al consumatore. Guarda che panino di lusso, E guarda. fumeggia. Il miglior paninato.
A prosit e grazie. Tutti qua, forza! Continuate, forza! Adesso lo devo fare. Quanto noi ne divertiamo, rallegrato a vostro pane, a momenti in compagnia, ballare tutte con Maria. Maria Virgine si piglia, per compagna a Rosulia, e ci dice amata figlia, vieni giubila mia. Fai una ballo graziosa, balla pace figlia sposa. Ora ne esce sulla santa, con la cara compagnia, cielo gloria si canta, balla Barbara e Lucia, e legna medica con Nora, Rosa Ciccia e Protettina. Ora ne esce con Costanza, Aida, Ninfa con Speranza, Speranza con Vicenza, e Vicenza con Florenza. Ora ne esce con Notizia, Brinde Giulia in compagnia. Ora ne esce Santa Rita, Graziella con Sisa, ora ne esce Santa Mara, Nicoletta e Santa Chiara. Ora ne esce Marcellina, con i suoi con in testa, innanzi a Dio, fece una festa chiamando
preghiamo Gesù, Giuseppe e Maria. Salutiamo gli amici di San Pier Niceto e tutta la Niceto TV. Fate parte anche di Niceto TV ormai. Come Giuseppe? Ormai fate parte pure di Niceto TV. È troppo buono. Questa è la medicina del sud, la medicina siciliana. Infatti proprio fuori dalla farmacia trovate Facciamo concorrenza qua con la medicina siciliana. Arrivo un gitto. E il vino di